L'Istituto Superiore della Sanità non l'ha ancora validata, ma la cura con il plasma delle persone guarite dal Covid-19 in Veneto ha già funzionato per 12 pazienti. La sperimentazione fa ben sperare e quindi la Regione si attiva per creare una banca del plasma terapeutico nella lotta al coronavirus. L'Università di Verona e di Padova stanno conducendo uno studio per valutare la risposta anticorpale in qualità e quantità nel sangue dei pazienti guariti. I primi risultati su 5.000 prelievi sierologici effettuati fotografano un 2% della popolazione in Veneto con gli anticorpi. Questa è un'operazione che il Veneto fa, anche questa volta per primi in Italia. Abbiamo scritto a tutti, il centro di riferimento resta a Padova, però voi capite che a questo punto noi, se tutto sarà confermato e validato, vi ricordo che ad oggi il tema della cura con il plasma dei pazienti ammalati, guariti e quindi con gli anticorpi neutralizzanti ad oggi non è validata, è ancora in fase sperimentale. Noi siamo una delle realtà che stanno sperimentando, ma noi guardiamo avanti e vogliamo creare questa banca. È una banca che è unica nel suo genere, abbiamo bisogno della collaborazione di tutti coloro che sono guariti, che se vogliono dire un grazie alla sanità del Veneto, mi vengono lì col braccio e si fanno prelevare una sacca di sangue. A me serve questo. Abbiamo avuto 3.600 persone in ospedale, erano tutte malate di coronavirus, potenzialmente abbiamo 3.600 persone che potrebbero dare una mano alla comunità. La cura con il plasma necessita però di plasma appunto dei guariti e interessante sarebbe poter intercettare coloro che hanno sconfitto il virus senza accorgersi, i cosiddetti asintomatici. Intanto questi sono dati statistici, ci sono proiezioni, primo. Due, è innegabile che ci possa essere un contingente di cittadini che hanno avuto il contagio in maniera asintomatica e se lo sono negativizzato senza che nessuno se ne sia accorto, perché questo virus ha anche questa variante, no? di non creare nulla. Noi alla fin fine sappiamo che questo dato ci dice che immunità di gregge non c'è. Però potrebbero essere dei donatori queste persone, come fare a intercettare? Questi potrebbero essere dei donatori, però è pur vero che cercare, cioè è come andare col lanternino e cercare in una miniera uno spillo che si è perso, cioè è una roba... però sappiamo che abbiamo 3.600 pazienti, che sono un numero pauroso se dovessimo trasformarlo in plasma e attività di cura, per cui sono più che sufficienti. Cioè 3.600 pazienti ce li abbiamo con nome e cognome, sappiamo che hanno avuto il coronavirus, sappiamo tutte le loro storie personali, per cui noi da ogni sacca riusciamo ad avere un sacco di informazioni e quindi l'appello che faccio è che si doni il sangue, quando verrete chiamati fate questo sacrificio e donate il sangue. Sul fronte economico le categorie fremono per una riapertura, gli operatori turistici pronti a sfidare il governo e a partire sicuramente il 1° giugno. Le interlocuzioni della Regione con Roma sono in corso. Stiamo discutendo e proponendo al governo di affrontare una fase, diciamo, di transizione che sia intestata alla responsabilità della Regione. E questo sì, se domani mattina mi dicessero la Regione Veneto ci presenti un piano, non dico faccia, ci presenti un piano per l'apertura secondo dei criteri che ha stabilito, noi siamo pronti, ma domani mattina lo presentiamo, anche perché noi vogliamo aprire tutto. E alla sede della Protezione Civile di Marghero nel frattempo si sono schiuse le uova donate da un bimbo al governatore e nelle incubatrici sono nati 2 pulcini. No, volevo dire che in diretta è nato il secondo pulcino. Sempre delle uova di Ivan. Uno bianco e uno nero.